Proseguiamo. Iniziamo subito a sedersi con le gambe allargate alla larghezza del bacino, le ginocchia belle dritte, la schiena dritta, collo lunghissimo, sguardo avanti, inspiro con le costole, espirando arrotolo il coccige, inizio a scendere piano piano, una vertebra alla volta. Inspiro, ritorno bella dritta, espirando ancora soffio, arrotondo la schiena, la zona lombare arriva al pavimento e ritorno su. Ancora una volta. Inspiro e ultima volta scendo una vertebra alla volta fino in posizione supina. Le ginocchia piegate a 90 gradi, la colonna aderente al pavimento, le braccia lungo il corpo, giù le spalle, le scapole piatte. Tutta la nostra poesia di Pilates. Inspiro con le costole, espirando stringo glutei e faccio salire solo il coccige. Inspiro, ritorno e ancora solo il coccige. Ancora inspiro e il coccige. Ovviamente addome bene dentro e in su. Ancora il coccige. Attenzione, adesso inizio a salire dal coccige ma alzo anche la zona lombare. Inspiro, scendo un po' per volta ancora. Stiamo riscaldando bene la nostra schiena parte bassa. Ancora inspiro e ultima volta. Ricordo stringere bene il gluteo basso. Inspiro e salgo vertebra per volta fino alle scapole adesso. Inspiro, ancora scendo. Ricordo di contare le vertebre. Inspiro e ancora e ultima volta. Inspiro e salgo fino al fondo. Rimango così. Inspiro, espirando scendo contando le vertebre. Ok, molto bene. Attenzione, adesso andiamo a riscaldare l'addome. Inspiro, apro le costole, espirando allungo le braccia verso i talloni, la testa su, fisso l'ombelico. Inspiro, scendo e ancora. Inspiro ancora. Inspiro e fuori aria. Ancora 2. La colonna aderente al pavimento. E molto bene. Ok, la gamba destra su a 90 gradi, la sinistra su a 90 gradi, i talloni leggermente più alti delle ginocchia. Espirando, attenzione, la zona lombare non si stacca mai. Porto la punta del piede verso il tappeto, inspiro, torno, altra. Ancora, attenzione, il ginocchio non si piega, lavora solo l'articolazione dell'anca, ancora. Addome bello forte dentro, ancora. Quattro, 3, 2 e stop. Attenzione adesso, inspiro, espirando lentamente, attenzione alla zona lombare, scendo con tutti e due dove non si stacca la mia schiena. Inspiro, ritorno. Ancora, se inizia a staccarsi già di qua, no, lascio qua e tengo molto aderente la parte bassa. Torno, inspiro e ancora scendo. Inspiro, avvicino le ginocchia al petto. Molto bene, andiamo subito con 100. Le gambe bene su, drittissime, posizione Pilates. Espirando, alzo la testa alle spalle e vado. Le braccia dritte, belle forte. Inspiro 4, butto fuori 4. Piano piano cercate di abbassare le gambe, ovviamente senza staccare la schiena mai dal pavimento. Ognuna troverà la sua posizione preferita.
dipende dalla nostra preparazione, da quanto siamo stati fermi. Potete anche tenere le gambe piegate. E ancora, lascio una gamba su, una giù. E cambio. Torno e stop. Abbracciamo le ginocchia. Molto bene. Ci siamo scaldati abbastanza. Le gambe sempre a 90 gradi. Apro le braccia a croce, palmo in su. La schiena, le scapole, le spalle bene aderenti. Espirando, porto le ginocchia a destra, la testa a sinistra senza staccare le scapole. Le ginocchia serrate tra di loro. Torno, inspiro. Attenzione, non si staccano le scapole. Una bella torsione della parte bassa. Ok? Ancora. Inspiro. E ancora. Inspiro. Continuo. Inspiro. Inspiro. Ultime due. Inspiro. E ultimo. E stop. Ok? Abbraccio le ginocchia, prendo uno con una mano e altro con l'altra. Espirando vado a portare con le braccia le ginocchia verso il petto, alzando il coccige. Inspiro ancora. Un piccolo ancora riscaldamento per la nostra zona lombare. Ancora due. E ultimo. E stop. Molto molto bene. Andiamo avanti. Single leg stretch. Attenzione, una gamba in su, altra in su, piegate a 90 gradi e vado a avvicinare ginocchia al petto, allungando l'altra gamba, soffio e cambio. Ancora. Se qualcuno non sa dove mettere le mani, mettete tutti e due su un ginocchio solo, poi piano piano potrete capire come si fa correttamente. Ancora. E petit relax. Ok. Adesso facciamo la stessa cosa, ma con tutte le due gambe insieme. Ok? Rialzo la testa, fisso sempre ombelico, inspiro, avvicino le ginocchia, espirando le apro e faccio un cerchio con le braccia. Ancora inspiro e cerchio. Inspiro ancora. Chi ha le prime armi, potete mettere le gambe verso il soffitto, così. E poi piano piano, rinforzando l'addome, possiamo abbassarli. E stop. Inizia a far caldo. Ok, le gambe bene su. Single stripe leg stretch. Drittissime sono le nostre gambe, le braccia lunghe, collo lungo, espirando mi alzo e vado. Ancora. La punta può essere tirata, come anche le dita piegate. Ancora. 4, 3, 1 e stop. Lascio le gambe su, mettiamo le mani sotto i glutei. Ok? Controllate bene bene le spalle giù, collo lunghissimo, addome dentro. Inspiro, espirando scendo in 3 tempi. Ancora inspiro. Inspiro. Ancora. Ultime 2. E ultimo. E stop. Ok, andiamo a allungare bene le gambe, larghezza del bacino, e andiamo con roll up. Inspirando portiamo le braccia belle dritte dietro la testa, espirando
iniziamo a salire una vertebra per volta fino ad andare giù, 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 giù al massimo che potete. Potete anche piegare le ginocchia qua, importante la schiena. Espirando inizio a scendere vertebra per vertebra, attenzione alle braccia parallele, inspiro ancora, controllo la mia postura e inizio a rotolare del coccige tutta la colonna, ancora srotolare, insomma, vado, ancora una volta, facciamo ancora, inspiro, concentrazione sull'addome, inspiro e scendo.